Buonasera ai titoli. Tragedia in una villetta caucana nel Ragusano, un bambino di 2 anni sfugge a un controllo e annega nella piscina di casa, indagano i carabinieri. A Palermo i vigili del fuoco, mentre spengono un incendio, trovano un cadavere semicarbonizzato di un uomo. La vittima sarebbe rimasta imprigionata tra le fiamme nelle campagne di Santa Cristina Gela. A Siracusa filmavano e fotografavano di nascosto mogli e figlie per poi pubblicare tutto su Telegram. L'associazione Meter di Don Noto torna a denunciare alla polizia postale che in passato aveva già oscurato il canale. Pippo Baudo riposa nella cappella di famiglia dentro il cimitero di Militello. La figlia Tiziana: grazie per l'affetto dimostrato a papà, uomo per bene. A Canicatil, nell'Agrigentino, il funerale, l'addio tra lacrime e preghiere di una giovane madre che ha perso la figlia di 11 mesi e il marito nel naufragio a Lampedusa. A Ragusa un albergatore scrive a una turista israeliana che aveva prenotato una camera: se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato a Gaza, la preghiamo di cancellare. Calcio, ultimi giorni di lavoro per il Palermo prima dell'esordio in campionato di sabato al Barbera contro la Reggiana. Inzaghi si affiderà alla difesa a 3. Tra mercato e campionato il Catania deve fare i conti con alcune assenze, si cerca un attaccante, l'obiettivo è Caturano, ma il Potenza chiede un indennizzo. Buonasera. Dunque una tragedia nel Ragusano, un bambino di 2 anni muore annegato in una piscina fuori terra nel giardino della casa di villeggiatura. È accaduto a Caucana, che è una frazione di Santa Croce di Camerina, appunto nel Ragusano. Sentiamo Veronica Barbarino. Un giorno d'estate come tanti, trascorso in casa a giocare, si è trasformato in tragedia. Un drammatico incidente ha sconvolto Caucana, la frazione balneare di Santa Croce Camerina, sul litorale ragusano. Un bambino di appena 2 anni è annegato in una piscina fuori terra montata in una veranda nel giardino della casa di villeggiatura della famiglia. Secondo una prima ricostruzione, sfuggendo al controllo dei familiari, il piccolo sarebbe riuscito a salire sulla scaletta che conduceva alla piscina. Una volta in acqua non c'è stato scampo per il bambino. A trovarlo senza vita sarebbe stata la nonna, che ha dato l'allarme e chiamato il 118. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. La comunità è sotto shock e stretta attorno al dolore della famiglia, titolare di un frantoio della zona. Annullati gli eventi estivi oggi in programma. L'episodio richiama alla memoria un altro tragico evento che si è verificato nella stessa modalità, ma a distanza di poco più di 1 anno. A Sferacavallo, nel Palermitano, perse la vita il piccolo Enrico di 3 anni, anche lui annegato nella piscina di casa. A Santa Cristina Gela, siamo nel Palermitano, i vigili del fuoco trovano un cadavere mentre spengono un incendio. La vittima è morta imprigionata tra le fiamme. Marco Gullà. Imprigionato tra le fiamme, sarebbe morto così Sebastiano D'Amico, 55 anni, in questa campagna nel territorio di Santa Cristina Gela, nel Palermitano. Avvolto dalle fiamme oggi pomeriggio, a trovare il corpo i vigili del fuoco che stavano spegnendo l'incendio divampato appunto nel primo pomeriggio intorno alle 15. Forse voleva spegnere le fiamme, racconta un amico in lacrime, mentre i familiari dell'uomo, come vediamo dalle immagini, accorrono sul luogo della tragedia, appresa la notizia. Nella zona dove è stato trovato il cadavere c'è un grosso tratto di sterpaglie bruciato da un incendio. Sono arrivati puntuali carabinieri e il medico legale che ha eseguito l'esame sul corpo dell'uomo. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, da capire se l'uomo volesse domare l'incendio o se stava bruciando delle sterpaglie e causa vento di scirocco è stato investito dalle fiamme. Per lui non c'è stato scampo. Al momento dell'incendio nessuno, oltre a Sebastiano D'Amico, era presente. Proprio per la giornata di oggi la Protezione Civile regionale aveva pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, un livello di preallerta con pericolosità media. Si aggravano le condizioni della donna che potrebbe essere stata contagiata dal virus del West Nile. Sentiamo Lorena Dolci.
È ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Palermo la donna di 73 anni risultata debolmente positiva al virus West Nile, trasmesso per lo più dalle zanzare. A quanto risulta, la donna, residente a Palermo, non avrebbe viaggiato nei giorni precedenti. Le condizioni della paziente, che soffre di una grave patologia autoimmunitaria e già molto deperita, sono progressivamente peggiorate. Si attendono i risultati del primo test per avere riscontri a quello che finora è solo un caso sospetto. Bisogna aspettare i risultati della biologia molecolare e io mi sento di dire che al 99% saranno negativi. Casi che nella maggior parte delle volte saranno casi asintomatici, quindi persone che potrebbero essere infette senza presentare alcun sintomo. In qualche caso potremmo assistere a sintomi neurologici. Mentre a Palermo si attendono conferme, nel Lazio si registrano 2 nuove vittime del West Nile. Si tratta di un uomo di 84 anni e di una donna di 87, entrambi affetti da varie patologie. Con gli ultimi accertamenti, le diagnosi confermate di infezioni da West Nile in Italia salgono a 182 quest'anno. Filmavano e fotografavano di nascosto mogli e figlie per poi pubblicare tutto su Telegram. L'associazione Meter di Don Di Noto a Siracusa torna a denunciare alla polizia postale che in passato aveva già oscurato il canale. Francesco Loi. Quando il corpo di una donna a sua insaputa diventa merce. Scambio ex con volto, scambio video della mia ragazza. Sono alcuni dei tanti messaggi scritti sul canale Telegram di Preisti. Uomini che fotografavano o filmavano mogli, fidanzate, figlie o cugine nei loro momenti più intimi e pubblicavano in rete. Tutto denunciato per l'ennesima volta alla polizia postale da Meter, l'associazione di Don Fortunato Di Noto, che da sempre si batte contro la pedopornografia. Migliaia e migliaia di persone che nascoste dietro al cellulare chiedevano materiale hot, anche dalla Sicilia, come si legge in questo messaggio. Qui chi scrive dal Nisseno assicura fiducia. Don Fortunato definisce tutto ciò centrali di violenza sessuale digitale. Silenzio e indifferenza, dice, equivalgono a complicità. Marmo nero è solo il cognome sulla cappella di famiglia nel cimitero di Militello, dove da ieri riposa Pippo Baudo. Il grazie della figlia Tiziana per tutto l'affetto dimostrato papà, dice uomo per bene. Lorena Dolci. Adesso riposa davvero qui nella cappella di famiglia nel cimitero di Militello in Val di Catania, accanto al padre e alla madre, secondo le sue volontà. La tomba della famiglia Baudo si trova alla fine del viale centrale di questo cimitero che si affaccia sulla piana di Catania e sull'Etna, ma in posizione un po' defilata. Chi vuole rivolgere l'ultimo pensiero però la trova. Un pensiero per lui, sì, perché è un grande di Militello e noi siamo tutti con lui. Speriamo che dove è andato riposi in pace, che sia bene e che ci sta guardando anche. Solo il cognome Baudo, nessuna foto, marmo nero e porta blindata a mantenere riservo dopo una vita alla ribalta. Sui gradini le corone dei familiari e della devota assistente Dina. Rientrata a Roma, la figlia Tiziana ringrazia per tutto l'affetto e il calore dimostrato alla straordinaria persona che era mio papà, personaggio televisivo e uomo per bene. Spenti i riflettori, scomparsa la folla, cala il sipario su quel grande show che è stata la vita del re della TV, il Pippo Nazional Popolare. Un grande palcoscenico, quasi una festa di popolo anche ai funerali, 300 dentro la chiesa di Santa Maria della Stella, 2000 fuori, maxi schermi e VIP, amici veri, Albano, Gigi D'Alessio, Lorella Cuccarini. Il successo non basta a riempire il cuore, ha detto Giulio Albanese, il padre spirituale che aveva raccolto le sue parole. Un cuore grande e generoso come quello del presentatore siciliano hanno ricordato i tanti artisti scoperti e lanciati, ma anche tanti cittadini. Sul registro della memoria uno di loro ieri ha scritto: ora organizza un grande spettacolo da lassù. 2 bare a Canicattì nell'Agrigentino, padre e bimba di 11 mesi, abbracciati per sempre dopo il naufragio al largo di Lampedusa, un addio straziante tra lacrime e preghiere e il dolore di una giovane madre. Davide Sardo. Ha pregato con le mani al cielo senza mai smettere di piangere. Uba, giovane madre somala, ha detto addio al marito e alla figlioletta di 11 mesi, morti nel naufragio al largo di Lampedusa. Nel cimitero di Canicattì le 2 bare deposte nella nuda terra, quella piccola, bianca, adagiata trasversalmente su quella del papà, come se lui continuasse a tenerla sulle ginocchia. Un'immagine che ha stretto il cuore dei presenti.
Accanto alla giovane donna, sorretta in più momenti dall'associazione Memoria Mediterranea, un piccolo peluche, un gattino lasciato sopra la bara della bimba come ultimo segno d'amore. Dalla terra alla terra, viviamo sopra la terra, poi torniamo sotto la terra. Purtroppo è l'ennesima tragedia che noi viviamo e tutta la provincia di Agrigento. Non è facile accettare queste perdite umane, ma maggiormente quando si parla di bambine e prendendo una bara così piccola, bianca, il cuore effettivamente si spezza. Per cui Canicattì ha voluto dare veramente un tributo altissimo a queste vittime di questa ultima traversata, anche perché non può essere che loro vengono a cercare la pace, un po' di lavoro invece trovano la morte. Una cerimonia straziante che ha unito preghiere, lacrime e silenzio. Restano una madre distrutta dal dolore e 2 vite sepolte nella terra di Canicattì, spezzate dal mare che ancora una volta si conferma confine di morte. La scorsa notte la nave della ONG Mediterranea ha soccorso 10 persone che erano state gettate in mare a 30 miglia dalla costa della Libia da un gommone militare che si è subito allontanato a gran velocità. I migranti, raccontano i soccorritori, hanno rischiato di affogare, vittime della spietata crudeltà degli scafisti. Ora sono tutti al sicuro, assistiti nella nostra nave, appunto la Mediterranea, e ricevono le cure necessarie. Se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato a Gaza, la preghiamo di cancellare la prenotazione. Così un albergatore di Ragusa ha inviato una mail alla turista israeliana che aveva appunto prenotato. Sentiamo. Se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato a Gaza, la preghiamo di cancellare la prenotazione e di rivolgersi altrove. Se invece è sconvolta dagli eventi, saremo felici di accoglierla. Si è vista recapitare questa mail Yulia Sharitz, israeliana, dopo aver prenotato un soggiorno per settembre a Ragusa. La turista, sorpresa e indignata, ha preferito annullare senza rispondere e ha affidato le proprie considerazioni ad un sito di notizie israeliano. Ho prenotato altri 5 hotel in Sicilia e tutte le prenotazioni sono state confermate senza alcun problema, racconta. Dall'altro canto, il titolare della struttura sottolinea che non vi è nessuna forma di razzismo in quel gesto, ma solo la condanna di ogni guerra e ogni forma di violenza. Se la signora avesse preso le distanze dall'operato del governo israeliano, l'avrebbe accolta volentieri. Non si tratta di un caso isolato. Dallo scoppio della guerra di Gaza, altri hotel europei avrebbero rifiutato ospiti israeliani. In Belgio, un hotel ha cancellato una prenotazione sostenendo che gli ospiti stessero commettendo crimini di guerra, mentre un hotel svizzero ha fatto valere la propria politica di non ospitare persone provenienti dal Medio Oriente. Tra libertà di espressione e diritto all'accoglienza, il confine è quindi sottile e si rischia che il turismo diventi terreno di scontro politico. A Caltanissetta un venditore ambulante di rose 2 giorni fa aveva subito il furto del suo scooter, ma i cittadini gliel'hanno subito ricomprato un appunto nuovo. Rita Cinardi. Ad ogni no risponde con un sorriso, così si è fatto apprezzare e voler bene dalla comunità nissena Abdul Basid, 39 anni, venditore ambulante originario del Bangladesh che i suoi concittadini hanno ribattezzato con il nome di Rosario, e nel momento in cui ha avuto bisogno la città ha subito risposto. Martedì sera, mentre tentava di vendere rose in un locale, qualcuno gli ha rubato lo scooter e in lacrime si era recato in questura per fare la denuncia, ma i nisseni non sono rimasti insensibili e venuti a conoscenza dell'accaduto alcuni di loro hanno lanciato una campagna di solidarietà che ha consentito in poche ore di raccogliere ben 2.000 euro. In 2 ore addirittura abbiamo dovuto chiudere la raccolta fondi perché stavano ancora cercando di fare i bonifici per aiutare il Rosario. A contribuire anche una famiglia nissena proprietaria di una rivendita di moto e ricambi che questa mattina ha consegnato lo scooter elettrico nuovo di Zecca. Insieme a mio padre abbiamo deciso di metterci in gioco anche noi. Abbiamo deciso di mettere a disposizione lo scooter, regalato un casco. Abdul vive in Italia da 14 anni ed ha un regolare permesso di soggiorno. In Bangladesh ha una famiglia di 6 persone e tutto ciò che riesce a racimolare serve per il loro sostentamento. Caltanissetta, io grazie tutti faranno mio ayati, tutti Dio ayati, tutti faranno bella Caltanissetta, buono, 100% funziona buono, grazie. Con l'arrivo di Annalisa Tardino all'autorità portuale di Palermo sale la tensione fra il Presidente della Regione e il Vice Premier Salvini. Da Palazzo d'Orléans si prepara un ricorso mentre è calato il gelo fra il Ministero e la Regione. Mario Viola.
Nessuna ricerca di chiarimento, nessun commento ufficiale. È calato il silenzio all'indomani del primo intervento di Annalisa Tardino, ex segretario della Lega in Sicilia ed ex europarlamentare, nominata dal ministro Salvini commissario dell'autorità portuale della Sicilia occidentale. Ieri la Tardino ha provato a spegnere le polemiche, da una parte annunciando una gestione in continuità con quella di Pasqualino Monti e incontrando per primo il segretario generale dell'autorità portuale, quel Luca Lupi che Schifani vorrebbe al suo posto e che da tutti è considerato una sorta di braccio destro proprio di Monti, insomma l'uomo della continuità. Dall'altra parte ha lanciato due messaggi chiari: l'autorità portuale della Sicilia occidentale sarà la longa manus in Sicilia del governo Meloni, e poi non ho paura dei ricorsi, ho fatto l'avvocato per 21 anni, ci sono abituata. Ma le parole di Annalisa Tardino sono cadute assolutamente nel vuoto. A distanza di quasi 24 ore infatti non arriva nessun commento da parte del governatore della Sicilia Renato Schifani, e non è solo un silenzio ufficiale ed istituzionale. Non c'è una parola che filtra dalle stanze di Palazzo d'Orleans, neanche a microfoni spenti, se non la conferma che si sta lavorando al ricorso al TAR contro il decreto di nomina di Tardino per presunti profili di illegittimità. Nel frattempo nessun contatto, diretto o mediato, tra il presidente della regione e il ministro Matteo Salvini, un gelo istituzionale mai visto durante gli ormai quasi 3 anni del governo Schifani. Una breve pausa e poi l'incontro con l'egittologo superstar Zahi Hawass. L'egittologo superstar Zahi Hawass a Catania per presentare il suo ultimo libro svela alcuni degli ultimi segreti provenienti dagli scavi in Egitto. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Lui è una vera star dell'archeologia mondiale, già ministro del turismo egiziano, il più celebre volto televisivo dell'egittologia. Difficile guardare un documentario che parli dell'antico Egitto senza trovare all'interno un'intervista a Zahi Hawass, in questi giorni in Sicilia per presentare uno dei suoi ultimi libri. La mia vita è lavorare, fare scavi, fare scoperte e scrivere libri. I misteri dell'Egitto, il fascino delle piramidi, le storie dei faraoni, da sempre hanno incuriosito le persone, non solo gli appassionati di storia antica. E Hawass, moderno Indiana Jones, in 30 anni di scavi e ricerche, ha contribuito anche a riscrivere la storia. La scoperta più importante che ho fatto quest'anno è stata la città d'oro a Luxor e anche la ricerca all'interno delle piramidi di Cheope, ma il mio sogno è quello di scoprire 2 tombe. La prima è quella di Imhotep, il primo architetto che ha costruito le piramidi in pietra, e proprio ora sto cercando la sua tomba a Saqqara. La seconda tomba è quella della regina Nefertiti. Cerco la sua tomba nella Valle dei Re attraverso il suo DNA. Tra misteri, suggestioni e fantascienza c'è una domanda tanto ricorrente quanto nazionalpopolare che non potevamo non fare a Zahi. Ma davvero c'è la mano degli alieni nella costruzione delle piramidi? La gente ama sognare. Io stesso ho trovato le tombe dei costruttori delle piramidi ed erano tutti egiziani, non schiavi. Abbiamo scoperto un importante papiro 5 anni fa dove erano indicati i dettagli della costruzione della piramide di Cheope. Hawass incontrerà il pubblico siciliano domani a Siracusa e sabato 23 ad Aci Castello. Fabri Fibra, protagonista ad Agrigento, alla Live Arena dello Sport Village, il rapper ha acceso il pubblico con i suoi grandi successi e le nuove hit. Davide Sardo. In Italia i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia. Agrigento in delirio per Fabri Fibra. Alla Live Arena dello Sport Village il rapper ha infiammato il pubblico con un concerto che ha confermato il suo stato di grazia. Sei nato e morto qua, è nato qua e morto qua. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Una scenografia semplice ed evocativa, una musicassetta gigante che suona dentro un mangianastri, omaggio agli anni 90. Sul palco un repertorio senza tempo, da In Italia a Pamplona, da Applausi per Fibra a Stavo pensando a te, fino ai brani dell'ultimo album. Che cazzo ne sapete? Tra influencer e boomer, oggi il Führer farebbe lo youtuber. Se ti piace metti like. Il tour estivo di Fabri Fibra, che oltre ad Agrigento in Sicilia tocca Catania, trascinato dal successo di Mentre Los Angeles brucia, disco d'oro, sta registrando ovunque migliaia di presenze.
Un nome che non conosce mode effimere. Fabri Fibra resta una certezza del rap italiano. Aia, mangio piccagna, sto a tre piragna, studiavo le sue gambe in fondo all'aula magna, merito un premio perché scrivo con impegno, ma mica il tempo, intendo tutto. Una breve pausa, poi il calcio, si avvicina all'esordio del Palermo in campionato e poi il calciomercato delle siciliane. Ultimi giorni di lavoro per il Palermo prima dell'esordio in campionato di sabato al Barbera contro la Reggiana. Alcune assenze in casa rosanero, ma Inzaghi, nonostante qualche dubbio, sembra avere già in mente la formazione. Sentiamo Marco Gullà. Prove per la prima serata di gala. Il Palermo lavora in vista dell'esordio in campionato di sabato al Barbera contro la Reggiana. Pippo Inzaghi ha ancora dubbi di formazione, considerate alcune assenze in difesa e poi lo stato di forma di alcuni giocatori. Peda e Magnani out, la retroguardia sarà 3, è composta da Ceccaroni, Bani e Diachité. I principali rebus sono sulla tre quarti. Brunori, al contrario di quanto successo a Cremona contro la Reggiana, dovrebbe partire titolare con Palumbo, Leduaron e Giasi a contendersi l'ultima maglia alle spalle di Poyampalo. Giasi appare favorito anche perché a Lozzini è stato l'unico a sfiorare il gol e a creare gioco in avanti. A centrocampo probabile ancora l'assenza di Gomez, pronto il duo Segre-Ranocchia sulle corsie esterne. Infine si va verso la conferma di Augello e Pierozzi. Di fronte ci sarà una Reggiana solida e che nel precampionato ha fatto molto bene. Mercato a breve l'ufficialità di Joronen e Veloli. Nel corso di questo fine settimana inoltre il Palermo definirà la situazione riguardante Magnani. Il difensore centrale, assente per motivi personali da oltre 2 settimane con permesso societario, a breve riceverà indicazioni circa la possibilità di proseguire la sua esperienza nel team rosanero. Qualora ciò non fosse possibile, la società sarà costretta a intervenire sul mercato. Il nome principale per un'eventuale sostituzione dell'ex Verona rimane quello di Vogliacco del Genoa. E sul mercato del Palermo il difensore Alessio Buttaro è stato ceduto in prestito al Foggia. Veniamo al Catania che sta vivendo questa settimana tra mercato e campionato. Toscano deve fare i conti con alcune assenze ma recupera Stoppa. Sul mercato si cerca un attaccante, l'obiettivo è Caturano ma il Potenza chiede un indennizzo. Francesco Triolo. Il conto alla rovescia è scattato ieri con la ripresa degli allenamenti. Il Catania guarda all'esordio in campionato di domenica sera alle 21 al Massimino contro il Foggia. Il tecnico Mimmo Toscano recupera Stoppa e questa è una buona notizia, ma deve fare i conti con la situazione a centrocampo che di certo non è semplice. Le squalifiche di Martic e Quaini non aiutano, così come l'assenza per infortunio di Di Tacchio, che sarà assente sicuramente contro i pugliesi, visto che sta effettuando un percorso riabilitativo e la prossima settimana se ne saprà di più. Ci sarà invece D'Ausilio, che può essere una buona opzione per l'attacco. L'attenzione anche su Rolfini, l'ex del Vicenza in dubbio, potrebbe entrare nella lista dei convocati, poi sarà Toscano a valutare l'eventuale impiego e l'eventuale minutaggio. Sullo sfondo dell'attesa per l'inizio del campionato c'è il calciomercato. Nelle intenzioni del DS Pastore sono 2 i reparti da rinforzare, centrocampo e attacco, con un elemento ciascuno. Per l'attacco c'è l'accordo con Caturano che verrebbe a Catania di corsa, ma il Potenza, proprietario del cartellino, chiede un indennizzo per liberare un calciatore comunque di 34 anni. Il Catania sta valutando, ma nel frattempo guarda anche ad altri obiettivi. Strizzolo è stato sondato ma non rientrava nei parametri economici, sta scemando anche la trattativa per Leonardi, così si guarda altrove, così come per il centrocampo dove sembrano tramontate le ipotesi legate a Tascone e Vallocchia. E per il calciomercato c'è un altro colpo in entrata per il Trapani che in mattinata ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo della Reggiana del difensore Diego Stramaccioni. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.